Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati nel mio canale e ben ritrovati in questa nuova pillola. Cosa andremo a vedere oggi? Oggi andremo a vedere il concetto di sabaki, ma in una forma molto leggera e molto tranquilla. Non ci addentreremo infatti in tutti i vari meandri della tecnica sul come sviluppare il sabaki. L'importante è capire, e oggi io spererei di portare a casa questo risultato, di farvi capire il concetto che ci sta dietro a questa parola. Sabaki viene utilizzato anche nel gergo anglosassone esattamente come lo si utilizza nel linguaggio giapponese e così anche come in Italia. Se volessimo fare anche qui una traduzione letterale del kanji, potremo trovare nel nostro bel dizionario dei termini quali amministrare, manipolare, trattare, quindi tutte cose che hanno, tutti i significati che hanno a che fare con il gestire una determinata situazione. Allora, io l'ho sentito tradurre in italiano con un vocabolo che secondo me ci sta pienamente, che si potrebbe tradurre appunto come sviluppo. Allora, mutuando un po' il concetto dello sviluppo dagli scacchi, mi perdonino gli amici scacchisti che mi stanno guardando, quando è che si ha uno sviluppo negli scacchi? Quando si cominciano a muovere principalmente i pezzi leggeri, quindi tipicamente alfieri e cavalli, e una volta portati fuori dalla linea dei pedoni, questi hanno la libertà, un po' più di libertà, di muoversi in tutte le direzioni e quindi di essere molto più efficienti dei pezzi che invece restano nelle retrovie. Analogamente, quindi, potremmo pensare al sabaki come a uno sviluppo. Naturalmente nel Go il concetto è completamente diverso da quello degli scacchi, però dobbiamo immaginarci di costruire delle forme che non siano composte da pietre molto vicine tra loro, le quali magari possono avere anche delle forme solide ma poco efficienti, perché se le pietre sono molto vicine andremo a gestire una singola posizione in un singolo punto. Bensì, se queste forme sono leggere, quindi con pietre giocate a qualche incrocio di distanza l'una dall'altra, queste forme che andremo a creare ci potranno venire utili in più modi. Sabaki è un termine altresì molto utilizzato anche nel mondo delle arti marziali e non dimentichiamoci che il Go è un'arte marziale. Pensiamo per esempio alla mia arte marziale, al Kendo, ok? Nel Kendo c'è un principio che è Hashi Sabaki, ok? Dove Hashi sta per piedi, gambe, Sabaki, appunto, pensiamolo come sviluppo dei piedi. Perché? Perché prima di cominciare a utilizzare i vasa, ovvero le tecniche che si fanno con la spada, dobbiamo creare una base solida che ci permetta di muovere il nostro corpo e fare in modo che appunto il corpo si possa adattare alla situazione che si troverà davanti. Quindi prima di arrivare a sviluppare una tecnica con le braccia e quindi con l'utilizzo della spada, nella base dovremo prima sviluppare il nostro modo di camminare. Hashi Sabaki. Ma pensiamo per esempio anche ad altre arti marziali, come per esempio il judo. Ecco, nel judo c'è un altro tipo di sabaki che si chiama Tai Sabaki. Se qualcuno di voi che mi segue ha praticato o pratica judo sa benissimo di cosa sto parlando. Per chi non lo sa, cerco di spiegarmi. Tai Sabaki, come per Hashi Sabaki nel Kendo, significa sviluppare, addestrare Tai, il corpo, quindi con un principio analogo, ok? Se volessimo prendere anche un libro molto importante, l'Enciclopedia delle arti marziali giapponesi, se noi andiamo a leggere Tai Sabaki, l'autore ci dice appunto che Tai Sabaki è body manipulation, ok? Quindi già nelle antiche arti marziali la capacità di potersi muovere, di evitare i colpi e fare in modo che il nostro corpo si trovi sempre in una posizione di vantaggio rispetto a quella dell'avversario. Ecco, quindi almeno dal punto di vista lessicale spero che questo concetto di sabaki vi sia un po' più chiaro. Ma adesso entriamo proprio nel merito del Go con due esempietti molto semplici, giusto per farvi capire il concetto. Poi lo svilupperemo probabilmente in altri video dove andremo nel dettaglio, però l'importante è appunto che vi portiate a casa il concetto di sabaki. Prendiamo ad esempio una forma come questa, ok? Questa forma
è nata da uno scambio, probabilmente uno Shimari di nero che ha voluto chiudere in quella posizione lì, bianco ha chiuso qui e nero ha chiuso qui. Come dovrebbe continuare allora il bianco? Bene, vi faccio vedere il modo non sabaki, quindi quello da evitare il più possibile. Se bianco volesse giocare a contatto sulla propria pietra già giocata, nero naturalmente, vedendo questa opportunità di bianco di entrare e dividere questi due gruppi, andrebbe sicuramente a chiudere in questa posizione. Naturalmente bianco, con l'idea di voler mettere in difficoltà queste pietre che sono sconnesse, probabilmente si sentirebbe quasi in obbligo di venire avanti in questo modo qui. Ma ecco che nero, con un nobi in questa posizione, avrebbe fatto in modo di creare questa forma che per nero è solidissima, perché qui nero, anche se ha dei tagli in seconda linea che possono essere tagliati e controtagliati, sicuramente riuscirà a connettere tutti i suoi gruppi e a vivere. Mentre bianco, che ha una forma certo solida ma un po' goffa, si troverà sicuramente in difficoltà a svilupparsi nelle fasi successive della partita, perché per esempio dopo una mossa di nero di questo tipo qui, bianco l'unico modo che ha per correre ai ripari è fare un tobi, quindi un salto per esempio da questa parte o da questa parte, per avere la possibilità, visto che ha solo 3 libertà, di potersene scappare. Ma questo permetterebbe a nero per esempio di scendere, e se anche bianco volesse continuare magari con un bamboo joint per poter venire giù, nero venendo in questa posizione avrebbe la possibilità di creare dell'influenza, e come vedete bianco qui ha un gruppo tutto molto schiacciato che rende poco. Mentre la risposta sabaki potrebbe essere per esempio questa. Quindi tocca bianco, ecco che bianco con un sacrificio, quindi creando questo cross cut, come si dice, questo taglio trasversale, metterebbe nero nella condizione di dover naturalmente correre ai ripari con un Atari in quella posizione. Bianco metterebbe sicuramente in Atari in questa posizione nero, che catturerebbe bianco in questa posizione. Bianco metterebbe nero in Atari e qui si creerebbe, vedete, un ko. Un ko che però, almeno in questa fase della partita, è sicuramente perdibile per bianco, perché se nero appunto adesso si difende dal ko e bianco perde, bianco ha comunque tutto il tempo e tutto il vantaggio e la possibilità di continuare per esempio con un Toraguchi di creare, vedete, dell'influenza che comincia a sviluppare. Nero sicuramente qui si sentirebbe in dovere di dover chiudere in questo modo qui per mettere in Atari, per evitare che bianco entri, e bianco avrebbe ancora la possibilità, adesso sto giocando anche un po' a caso ma per farvi capire, che qui bianco al costo di un paio di pietre è riuscito a creare dell'influenza verso l'esterno. Questo è un ko che bianco poteva perdere, mentre nero non poteva assolutamente perdere, perché se nero a valle di un tenuki per esempio o di una minaccia ko fatta da un'altra parte avesse perso, vedete, questo ko, naturalmente se poi il bianco lo chiude, vedete, nero è praticamente spacciato perché ha tutta una cozzaglia di pietre persa. Ecco, questo è un modo intelligente di giocare le proprie pietre per creare sabaki, per creare sviluppo, per creare delle forme leggere che ci diano la possibilità di svilupparci in varie fasi della partita. Ma andiamo a vedere un esempio ancora più eloquente secondo me su un Fuseki appena finito. Bene, eccoci quindi su questo esempio. Siamo alla fine di un Fuseki, il Fuseki sta finendo, sono state giocate circa 10 mosse a testa e tocca bianco. Ok, allora se bianco, vedendo questo spazio, decidesse di giocare per esempio in questa posizione, certamente avrebbe fatto una mossa sensata, nel senso che questa pietra ha una distanza di un keima da entrambe le sue pietre qui e si protrae verso il centro, per cui sottende un po' di territorio e va verso il centro. Ecco che nero però, se cominciasse a creare
questa minaccia qui, vedete il salto della scimmia, bianco è costretto a proteggersi in questo modo qui. Ora però, così facendo, bianco ha perso il sente, per cui nero adesso ha la possibilità di giocare dove vuole, magari fare delle altre mosse grandi, continuare questo Kakari qui magari con un Joseki, oppure espandersi in questa posizione qui. Nero ha il sente e questo non va bene. Una continuazione invece Sabaki che potrebbe fare bianco in questa posizione esattamente potrebbe essere per esempio questa. Questa è una posizione che costringe nero invece sì a rispondere a sua volta. Ecco quindi che nero è costretto a chiudere in questa posizione. Ora noi vediamo questo taglio in seconda linea, per cui se qualcuno di voi un po' meno esperto e pratico dicesse beh, ma se io vado a proteggere questo taglio qui, allora nero gioca in questa posizione e sono messo peggio di prima. È verissimo, ma infatti l'abilità nel trovare la mossa Sabaki migliore sta proprio nel cominciare a uscire dallo schema mentale che anche se ci viene catturata una pietra in determinate situazioni, questo non è un problema, anzi il sacrificio di una pietra può diventare un grossissimo vantaggio, soprattutto per il mantenimento del sente dell'iniziativa. Per cui dopo che nero ha fatto quella mossa lì, bianco gioca invece in questa posizione. Cosa succede? Che adesso nero ha due scelte. Allora, se è un nero poco esperto o guerrafondaio, sicuramente verrà a minacciarci questa pietra qui, ok? Che noi andremo a controminacciare in questo modo. Nero è naturalmente costretto a rispondere e a catturare la pietra. Ora tocca a bianco, vedete? Bianco ha il sacrificio di una pietra, ha mantenuto il sente, ha sviluppato una forma che gli darà sicuramente la possibilità di ancorarsi e creare anche un paio d'occhi e mantenere comunque l'uscita verso l'esterno. Nero ha perso il sente. Se invece nero, quindi ritorniamo alla posizione iniziale, se invece nero è un giocatore un po' più esperto, sicuramente non verrà ad attaccarsi subito con la pietra lì, ma continuerà a fare il suo gioco, per cui dopo che bianco ha fatto quella mossa lì siamo ancora nel Fuseki, per cui può per esempio fare un'estensione da questa parte, poi toccherà a bianco che magari può andarsi a chiudere l'angolo da qualche parte in questa posizione qui. Il Fuseki continuerà fino a quando arriverà un punto che allora per proprio tornaconto il nero sì, allora potrebbe fare questa mossa, ma ecco che bianco, come vedevamo prima, mettendo in Atari nero cattura, bianco ha ancora il sente. Questa è una mossa Sabaki, cioè una mossa che ci dà la possibilità, è flessibile, ci dà la possibilità di gestircela e di amministrarcela come meglio crediamo. Ci sono 1000 esempi e 1000 tecniche per fare Sabaki, soprattutto quando comincerete ad avere un grado un po' più elevato e comincerete a gestire bene anche il concetto dell'influenza verso l'esterno, capirete bene che l'unico modo per fare influenza verso l'esterno non è quello di accanirsi per voler catturare per forza dei gruppi e giocare mosse molto serrate, ma è quello di giocare mosse molto aperte con un Niken Tobi, un Keima, un Okeima, quindi mosse molto ampie, e con queste mosse grandi andare a coprire tutte le posizioni del Goban, soprattutto nel Fuseki, e una volta scoperte quali sono le forme più forti, investire su quelle, quindi investire nel Sabaki, nel gioco leggero e dinamico, per poter portare avanti la partita e portare a casa il risultato. Io mi fermo qui perché ritengo di aver messo un bel po' di carne al fuoco. Cercate di far vostro questo concetto, cercate anche su internet, cercate anche per conto vostro il concetto di Sabaki, sia nell'ambito delle arti marziali, sia nell'ambito del Go, sia nell'ambito linguistico. Fate un po' di ricerche, perché una volta capito il concetto, quindi della gestione, dell'amministrazione, della manipolazione, dello sviluppo, vi apparirà, a mio avviso, anche molto più chiaro quale dovrebbe essere l'approccio standard in una partita di Go.
Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!